Adoro tutta la frutta estiva e finisco col comprarne sempre troppa. Capita anche a voi di averne tante in frigo, di doverla consumare in fretta perché magari troppo matura e non sapere come fare? Vi do due idee semplici e genuine che mi piace realizzare in questo periodo. La prima è questo succo di frutta alla pesca, davvero delizioso. Da gustare ben freddo, a colazione, merenda, in qualsiasi momento della giornata. Trovate la ricetta sul blog vivomangiando.it oppure il video su questa pagina. La ricetta che vi voglio mostrare adesso però l'ho realizzata con il melone giallo, anche questo un po' maturo, dovevo consumarlo e ho deciso di fare il gelo siciliano, un dolce al cucchiaio molto genuino e semplice da fare con soli 3 ingredienti. Vi mostro come. Il primo consiglio che vi do è di scegliere un melone maturo al punto giusto perché così sarete sicuri di un risultato naturalmente dolce, molto profumato e con un buon sapore. Io lo taglio a fette privandolo di semini e buccia e poi lo taglio a pezzetti. Peso 500 grammi di polpa e la trasferisco all'interno di un piccolo tritatutto. Frullo aiutandomi con 100 ml di acqua per ottenere un succo, potremmo dire, o comunque una polpa molto liscia. Per un dolce più delicato si potrebbe anche decidere di setacciare la polpa, io invece la lascio così al naturale per non buttare via nulla. Il dolce sarà comunque molto buono. Adesso in una pentola verso 40 grammi di amido di mais, aggiungo un po' della polpa frullata, quando sono sicura che non ci siano più grumi aggiungo anche 50 grammi di zucchero, una quantità che tuttavia potete aumentare o diminuire a piacere, e poi il restante succo di melone. Mescolo ancora un po' e mi sposto sui fornelli. Adesso mescolando di continuo non faccio altro che aspettare le prime bolle. Il liquido quindi deve giungere ad ebollizione, cambierà consistenza, si addenserà, dopo le prime bolle attendo un minuto e spengo. Scelgo di realizzare dei dolci monoporzione, quindi verso il contenuto della pentola all'interno di pirottini che ho precedentemente sciacquato sotto acqua corrente. Li lascio poi raffreddare a temperatura ambiente, anche questo è molto importante, e infine li ripongo in frigorifero per rassodare e raffreddare qualche ora, almeno 5 o 6. Il dolce è pronto, va gustato davvero molto fresco perché acquisirà più sapore. Può essere sformato e servito insieme a della frutta secca come il pistacchio. È l'abbinamento che più mi piace. Sarà molto morbido e delicato e ovviamente profumerà di melone. Non avrà una dolcezza stucchevole, quindi potrà piacere davvero a tutti. Sarà perfetto per una pausa pomeridiana o per un fine pasto. E poi i più golosi potranno accompagnarlo ad una salsa al cioccolato. Se il video vi è piaciuto condividetelo e poi aspetto le vostre foto e i vostri commenti anche sul nostro gruppo. Alla prossima!